In Trieste, the municipality conferred honorary citizenship upon the Friuli Venezia Giulia Army Military Command. The ceremony was presided over by Mayor Roberto Di Piazza and attended by Commander Giuliano Ineco, along with numerous civil and military authorities. The recognition celebrated the command's dedication to the nation and to the city, its enduring commitment to public service, and its role in strengthening cooperation between local institutions and the armed forces. Bene, oggi è una giornata particolarmente importante per noi in quanto è stata concessa al Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia la cittadinanza onoraria. È sicuramente un atto solenne che sancisce un rapporto di collaborazione ormai consolidato nel tempo. È dal 1954 che il comando opera nella città di Trieste, sebbene attraverso numerose trasformazioni. Questo rapporto veramente sinergico ci rende ovviamente orgogliosi e ci rende orgoglioso il fatto che sia stato riconosciuto formalmente dalle autorità cittadine e sia stato accolto in maniera così positiva. Tra le varie attività, oltre a quelle che normalmente sono più visibili verso l'esterno, ossia la partecipazione all'attività cerimoniale e quindi in termini di concorsi da parte della Forza Armata, ci sono stati 3 anni di gestione dell'operazione Strade Sicure, che è stato un momento importante per consolidare ulteriormente questo rapporto di collaborazione reciproca. Quindi mi sento particolarmente onorato nell'essere stato io a ricevere direttamente dalle mani del sindaco questo attestato di riconoscimento.